Bene, ed eccoci ritornati in studio allora. Allora Ermanno, adesso torniamo indietro nel tempo, torniamo a metà del 1800 per parlare di questo Papa Pio IX, Giovanni Maria Mastai Ferretti. Una figura particolare perché sarà poi il Papa dal pontificato più lungo, tra l'altro, ma insomma è poi particolare per alcune sue, come dire, alcune sue posizioni, alcune sue scelte. Ma sicuramente è un Papa che si trova a cavallo di un periodo storico unico. Siamo in una fase di post-rivoluzione francese, abbiamo la presenza, se n'è appena andato Napoleone, abbiamo la restaurazione, abbiamo i moti rivoluzionari, cioè la gente si è resa conto a quel punto, dopo la rivoluzione francese, che non era più una presenza anonima nella storia del proprio paese, ma perché potevano contare. E quindi viene rimessa in discussione, questo in senso molto ampio, viene rimessa in discussione il potere dei reali, degli imperatori e dei re, e il potere anche della Chiesa, perché i due poteri andavano di pari passo, anche se poi periodicamente litigavano e quindi i Guelfi e i Ghibellini non se ne erano ancora andati, a quell'epoca non si chiamavano più così, ma comunque diciamo che la supremazia della Chiesa si imponeva sulla supremazia degli imperi e l'impero cercava invece di distrigarsi, di liberarsi da questi vincoli, ma diciamo tutto sommato c'era una discreta, pacifica convivenza. Nasce il terzo Stato. E lo nasce in Francia e il terzo Stato dice: ma noi cosa contiamo? Ed è una classe nuova che sta emergendo, che è la classe cosiddetta borghese successivamente, cioè la classe di quella fase di evoluzione industriale, agricola e anche e soprattutto commerciale, che crea una ricchezza ma che non viene sufficientemente riconosciuta e ricompensata. E da qui nasce naturalmente la rivoluzione francese con tutti i disastri che qualsiasi rivoluzione fa quando si mette in moto. E allora a questo punto questo Papa arriva proprio all'indomani di questi grandi eventi, perché il perno della rivoluzione francese diventa poi Napoleone, che espande questo senso di collettività nella gestione della politica e l'emarginazione, diciamo, del vecchio sistema nobiliare. E naturalmente questo comporta un cambiamento radicale del comportamento delle persone, dell'economia e di tutto quello che viene, naturalmente. Quindi nascono le nazioni, nascono tutta una serie di concetti che prima era assolutamente inesistente, e questa è la rivoluzione. E naturalmente un Papa che riceve un sistema, diciamo, tradizionale ormai installato da più di 1000 anni, 1500 anni, eredita questa e deve adeguare la propria politica e anche la religione, tant'è che farà poi un concilio, per riuscire a unificare e adeguare la cristianità a una situazione totalmente diversa rispetto ai secoli precedenti, e questo è il peso che ha sulle spalle Pio IX. Ma diciamo che non è solo questo, lui dovrà decidere e non ha una esperienza, nessuno in quel momento ha esperienza sufficiente per poter affrontare questo problema. Anche i nobili vanno a caso, la ricostruzione della situazione precedente è impossibile, però ci tentano e andremo avanti ancora per 70 anni e la chiusura definitiva del vecchio Stato, del vecchio sistema del Medioevo finisce proprio con la fine della Prima Guerra Mondiale. Spariscono gli imperi improvvisamente e questo naturalmente consolida, ma quello è l'epilogo di tutto quello che è successo prima e purtroppo Pio IX si è trovato sulle spalle questa cosa. In mezzo, certo. E non solo,
ma la Chiesa deve cambiare mentalità. Non ci sono più le certezze precedenti e quindi necessita fare anche un concilio, il Concilio Vaticano I, che poi durerà fino all'inizio del Concilio Vaticano II, quindi fino al 1960, 59, eccetera, dove interrompe il Concilio Vaticano I e ci sarà la grande rivoluzione del Concilio Vaticano II, perché nel frattempo il mondo è cambiato e di nuovo bisogna ripartire a pensare una Chiesa adeguata ai tempi. Certo. Ecco, con noi abbiamo su questo complicato e complesso momento della storia del mondo, perché coinvolge anche gli Stati Uniti, coinvolge la Cina, certo, coinvolge un po' tutto, abbiamo dei nostri esperti che ci aiuteranno a capire un po' meglio chi era questo personaggio. Certo, li presento subito per i telespettatori a casa. Abbiamo in studio con noi il professor Enrico Baruzzo. Buonasera, professor Baruzzo. E grazie di essere con noi. È dottore di ricerca in storia del cristianesimo all'Università e delle Chiese all'Università di Padova. Saluto in collegamento il professor Pierluigi Giovannucci. Buonasera, professor Giovannucci. Buonasera. Grazie anche a lei della presenza, docente di storia del cristianesimo e delle Chiese all'Università di Padova, e saluto in studio e lo ringrazio per essere con noi il professor Patrizio Zanella. Buonasera, uno storico e un giornalista, è un docente di storia. Allora cercheremo con voi di conoscere meglio e di approfondire un po' una figura, come abbiamo capito, che affronta un periodo difficile, Ermanno. Infatti sarà anche, come dire, accusato di essere un po' avere una doppia faccia quasi, no? No, non è una doppia faccia, il mondo sta cambiando con una tale rapidità per cui bisogna adeguare anche il comportamento politico, perché poi ricordiamo che lo Stato Vaticano è uno Stato a tutti gli effetti, non è soltanto un'entità astratta, eccetera. Quindi deve trovare un linguaggio anche con altri Stati, e stanno emergendo gli Stati americani, quindi lui non da Papa ma precedentemente andrà in Sud America e capirà qual è la problematica, bisogna vivere le problematiche per capirle, e quindi cercherà di trovare degli indirizzi. E in questo movimento, diciamo, qualcuno lo accusa di ambiguità. Ma chi poteva sapere cosa sarebbe successo? Ecco, questa è una delle problematiche, e quindi chiederei ai nostri ospiti, Enrico Baruzzo, se ci vuole rapidamente completare questo inizio, poi avremo dei contributi che ci racconteranno un po' meglio quello che è stato il personaggio Pio IX. Rapidamente è difficile condensare un pontificato che dura quasi 32 anni e che tra l'altro è anche il pontificato più lungo che c'è nella vicenda plurisecolare della storia della Chiesa. Per cui essere rapidi risulta essere difficile, però ci proviamo. È un pontificato lungo, quello di Pio XI, che nasce con delle attese, perché quando lui viene eletto Papa siamo al termine di quello che è un pontificato sofferto, problematico, come quello di Gregorio XVI, e siamo alla metà degli anni 40 dell'Ottocento. C'è la questione dell'unità italiana e ci si interroga che tipo di fisionomia debba assumere questa futura realtà italiana, e ci sono delle attese in ordine anche al ruolo che la figura papale possa avere in questo senso. Da qui allora ci troviamo di fronte, quando viene eletto, in alternativa a quello che poteva essere, per così dire, il candidato che avrebbe dato continuità all'impostazione intransigente di Gregorio XVI, vale a dire il segretario di Stato Lambruschini. Quando viene eletto Giovanni Mastai Ferretti, che aveva dimostrato un atteggiamento critico talvolta nei confronti di quelle che erano scelte compiute da Gregorio XVI in ordine all'amministrazione dello Stato Pontificio, l'impressione che si ha è che ci si trovi di fronte a quello che poi verrà definito il cosiddetto Papa liberale. E quando Pio XI, a distanza di un mese,
compie quello che è un atto, Pio IX. Sì, scusate, Pio IX compie un atto significativo che è quello di voler di dare l'amnistia ai reati politici. In quel momento quello che scatta nell'immaginario collettivo è di trovarsi di fronte appunto a quella che è una figura che potrebbe anche realizzare quel progetto neo-guelfo di cui aveva parlato Vincenzo Gioberti, no? E su questo si costruisce appunto un complesso di attese che poi via via anche si consolidano sulla base di quelle che sono delle scelte che compie Pio IX in ordine alla concessione di una moderata libertà di stampa, la costituzione di un Consiglio dei Ministri, una consulta, insomma c'è un tentativo di saldare insieme quella che è l'impostazione ierocratica dello Stato della Chiesa con quelle che sono delle istanze di modernizzazione che peraltro gli derivavano anche dall'esterno. Tutto questo a un certo momento però chiaramente si misura con quello lì che ha un problema, perché sulla figura di Pio IX c'è da un lato il fatto di essere alla guida di uno Stato, però poi c'è anche il problema che lui è una figura in quanto pontefice che assolve una funzione che è una funzione universale. E questa contraddizione emergerà poi con le vicende del 1848 e con quella che è la prima guerra di indipendenza. Certo. È in quel momento lì che appunto con l'allocuzione non semel del 29 aprile 1848, quando ferma quella che è chiarisce che non ci sarebbe stata una partecipazione militare da parte dello Stato Pontificio a quella che era la guerra che era stata poi intrapresa contro l'Austria da Carlo Alberto. In quel momento queste attese improvvisamente si infrangono e quando ci sono molte attese poi ci sono anche delle forti delusioni, ed ecco allora che ci saranno tutta una serie di vicende che porteranno nei mesi successivi chiaramente ad un acuirsi una serie di tensioni che costringeranno Pio IX a fuggire da Roma e ritornarci poi sotto la protezione francese. Quindi ecco, questo per dare soltanto l'idea di un primo biennio molto intenso. Ecco. Diciamo che è a volo d'uccello, cerchiamo di capire il contesto storico, eccetera, e quindi una breve introduzione, che poi entreremo nel merito, quindi non approfondiamo in questo momento. Pierluigi Giovannucci, se ci fa anche dal suo punto di vista un'introduzione di questo personaggio che fu determinante per la storia italiana, ma anche per la storia della Chiesa. Allora, naturalmente tutto quello che ha detto Enrico Baruzzo è corretto. Io sposterei leggermente l'attenzione e mi ricollegherei a quello che diceva lei, direttore, sul post-rivoluzione francese. La rivoluzione francese è un po' per la storia europea, ma anche per la storia della Chiesa, un punto di svolta molto forte. Un po' il diluvio universale ha rappresentato per certi versi, con una fase, quella poi diciamo della Repubblica Giacobina, che ha messo direttamente sotto pressione proprio in qualche modo la vita religiosa francese, con un progetto, per quanto non sistematico, di tendenziale secolarizzazione accelerata, se non scristianizzazione. Di fronte a questo enorme passaggio, no? La Chiesa e le autorità, diciamo, il gruppo dirigente, insomma, della Chiesa si trova sotto grandissima difficoltà. Con la fine di tutto il periodo rivoluzionario, il Congresso di Vienna, all'inizio dell'età della Restaurazione, emergono tre tendenze principali. Una tendenza che è quella, diciamo, di coloro i quali pensano che si possa in qualche modo tornare indietro alla situazione dell'antico regime, e quindi i nostalgici dell'antico regime che pensano che si possa in qualche modo girare pagina, fare come se non fosse successo niente, e riprendere un rapporto di collaborazione tra l'altare, diciamo così, la Chiesa, e il trono, quindi i sovrani cattolici più o meno restaurati nelle loro posizioni assolutistiche.
C'è un'altra parte, diciamo, minoritaria, però molto combattiva all'interno della Chiesa, che è quella dei cosiddetti intransigenti, che pensano che in realtà non si possa tornare indietro da un lato alla situazione dell'antico regime, ma che oltretutto quella situazione non fosse nemmeno una situazione desiderabile, perché era comunque una situazione nella quale le autorità politiche più o meno assolutistiche non accettavano quella che era di fatto il principio di base nella visione intransigente, cioè il fatto che dovesse aspettare le autorità ecclesiastiche la direzione della vita non solo religiosa ma anche in qualche modo sociale e politica del mondo cristiano in qualche modo. Di fronte a questa minoranza combattiva c'è un'altra minoranza, anche questa appunto è una minoranza, anche questa combattiva, ma è ancora più minoritaria all'interno della Chiesa, che possiamo definire quella dei cosiddetti cattolici liberali. Cattolici liberali, pur non rifiutando l'idea, cioè condividendo a loro volta l'idea che in qualche modo dovesse esserci in qualche modo un fondamento cristiano, in qualche modo per la società, per la civiltà, pensano che la Chiesa la religione debba in qualche modo entrare in dialogo con il mondo moderno, sia sotto il profilo politico sia anche sotto il profilo religioso. Ora, è difficile dire che Pio IX possa essere inquadrato all'interno del cattolicesimo liberale. Insomma, sostanzialmente è probabile che Pio IX si sia trovato in questa situazione dell'età della Restaurazione su posizioni, come dire, tradizionaliste generiche, senza essere estremistiche. Il problema è che poi nel quadro del 1848, del passaggio rivoluzionario del 1848, come dire, la situazione della Restaurazione il quadro politico europeo della Restaurazione viene completamente scardinato. Entra in gioco l'idea della politica, della società che si muove a livello di masse, entrano in gioco forze politiche, tendenze, quelle socialiste per esempio, in parte anche comuniste, radicali e estremamente, come dire, sgradite in qualche modo alle autorità ecclesiastiche e in generale comunque le forze liberali, insomma, le forze eredi di una cultura liberale che viene dall'illuminismo. Perciò, come dire, il quadro si fa estremamente difficile, i problemi assumono una radicalità e una difficoltà di gestione molto, molto, molto maggiore, insomma, ecco, per il pontefice, che di fatto a un certo momento si trova sovrastato da questo. E il fatto che fondamentalmente nella sua poi visione ci sia una forte attenzione alle vicende italiane, alle vicende dello Stato Pontificio, è un aggravante, nel senso che questo rende un po', come dire, inadeguato, insomma, alla rapidità di cambiamento del contesto la sua reazione. Certo, ma non solo, ma c'è addirittura un conflitto con l'impero austriaco, e quindi proprio quell'impero che invece aveva una affinità, diciamo, elettiva nei confronti dello Stato Pontificio, perché ricordiamo che l'imperatore d'Austria aveva il diritto di veto sull'elezione del Papa, e proprio Pio IX rischia molto nella sua elezione, perché l'imperatore non era d'accordo sull'elezione di Pio IX, perché evidentemente dava segni di liberalismo già da giovane, era giovane, quindi viveva la sua epoca in maniera più attenta rispetto a quelle tradizioni che c'erano prima, e arriverà tardi il veto e dice: l'abbiamo già eletto, purtroppo ormai è diventato Papa e poi vedremo. Quindi è una rappresentazione questa abbastanza realistica, e soprattutto ci dà il senso del cambiamento. Professor Zanella. Sì, alcuni flash, condividendo le analisi già esposte dai miei colleghi. È il Papa più importante del Risorgimento, ma anche il suo implacabile nemico. Teniamolo proprio presente, che in sede di
quel biennio dove lui conosce una fama, una notorietà di papa liberale, è un'aggettivazione forse forzata. Per qual motivo? Lui fa il liberale senza volerlo essere, in primis. E altre cose che vanno dette è che in quel biennio, dal 46 al 48, si assiste anche a una politicizzazione di questa figura, dove viene strattonato e portato su tutti i fronti della politica liberale. E questo non è secondario, c'è persino una moda. I colori giallo e bianco in Italia vengono lanciati a tutti i livelli, insomma. Ecco, quindi c'è una fabulazione collettiva che porta a una ubriacatura, e il Papa voleva essere amato, voleva essere italiano, perché dobbiamo ricordare anche questa sua identità, e vive una socialità molto spinta. Ricordiamo che con Pio IX aumentano spaventosamente i pellegrinaggi, le udienze, e anche i colloqui interpersonali con persone occasionali, cioè il Vaticano conosce una rivoluzione proprio di tipo liberale. Ecco. Tuttavia dobbiamo ricordare anche che Pio IX è un papa che dal punto di vista diplomatico viene considerato dal Martina, quindi uno dei biografi più autorevoli, un impulsivo, non una persona capace di un'analisi, di un giudizio critico. E in questo si dice che si farà molto condizionare dal suo segretario di Stato Antonelli in qualche situazione o in molte parti del suo pontificato. Ecco. Tuttavia, ecco, perché Pio IX assurge a questa anche notorietà in quel periodo incandescente che è appunto il 48 e 49? Perché nell'Italia c'è, o negli stati italiani o nei patrioti, c'è una forte tendenza all'unificazione, e in quel momento solo il Papa la poteva rappresentare, perché non c'era ancora una lingua, l'Italia era ancora diversa in tutti i dialetti in cui si parlavano nelle varie regioni, non c'era ancora un'entità politica, c'erano solo gli stati pre-unitari, per cui esiste solo una figura super partes, allora così considerata, che poteva fungere da unificante. Ecco perché si riversano nella figura di Giovanni Mastai Ferretti tantissime aspettative che sono anche eccessive rispetto al suo ruolo. Certo, ma ricordiamo che il 48 poi diventa anche un sinonimo, no? Il 48 fu una rivoluzione a livello mondiale. Non fu solo in Italia, perché volevamo naturalmente l'irredentismo, volevamo l'Italia unita, eccetera, ma la stessa cosa succede in Austria, in Ungheria, in tutto il mondo. C'è un movimento che evidentemente credo di individuare come un eco della rivoluzione francese. Ognuno interpreta un senso di liberazione, e i liberali e danno quel senso. Quelli sono il primo passo per la democrazia. Non ci sono altri partiti di questo genere, se non socialisti, però lavorano su un piano, diciamo, economicamente più basso e quindi meno gestibile. Il 48 è importante, solo che quando Pio IX concede delle piccole ma importanti, perché a quell'epoca erano rivoluzionarie le concessioni di Pio IX, e i patrioti non si accontentano. Dice no, vogliamo di più, questo no, diciamo che è un po' di sale sulla pasta asciutta, ma noi vogliamo la pasta asciutta. E naturalmente quando morirà poi, e ne parleremo più tardi, Pio IX, dice, chissà se il prossimo Papa capirà meglio di me la situazione che si è venuta a creare. Ma adesso partiamo con il primo contributo, su cui poi apriremo in parte, ripercorrere lo stesso discorso che abbiamo fatto, ma che poi ci darà spunti per entrare ulteriormente in questa figura che è durata appunto 31 anni, il Papa più longevo della storia della Chiesa. Pio IX, il pontificato più lungo della storia. Il 13 maggio 1792 nasceva a Senigallia Giovanni Maria Mastai Ferretti, nono e ultimo figlio del conte Girolamo e di Caterina Sollazzi. Viene battezzato alla nascita dallo zio Angelo Mastai Ferretti nel Duomo della città.
A Volterra frequenta il Collegio dei Nobili, diretto dagli Scolopi, ma solo per 5 anni. Sospende gli studi classici a causa dell'aggravarsi di attacchi epilettici, forse dovuti a un trauma cranico. Per una famiglia, soprattutto nobile, la appartenenza ecclesiastica di un figlio forniva opportunità altrimenti impossibili da raggiungere. Ciò era proporzionale alla sua ascesa ai vertici religiosi. Più il prelato faceva carriera e più i vantaggi e le opportunità per la famiglia crescevano in forma esponenziale, oltre ad essere garanzia di influenza presso le case regnanti. Giovanni Mastai Ferretti è sostenuto in questa scelta dalla famiglia, che lo invia a Roma, ospite dello zio Paolino Mastai Ferretti, canonico a San Pietro, per poter completare gli studi ecclesiastici nel collegio romano. Da lì coglie l'occasione per un pellegrinaggio al santuario di Loreto, dove avrebbe ottenuto la grazia della guarigione dalla forma epilettica che lo affliggeva, dandogli l'opportunità di proseguire gli studi interrotti e così prepararsi al presbiterato. Nel gennaio 1817 riceve gli ordini minori necessari per accedere al diaconato e 2 anni dopo, il 10 aprile 1819, è ordinato sacerdote celebrando il giorno dopo la prima messa nella chiesa di Sant'Anna per i ragazzi dell'orfanotrofio di Tata Giovanni, di cui sarà poi rettore per 4 anni. Nel 1823 fa parte della missione apostolica in Cile, inviata per discutere il riassetto della chiesa locale con il governo che si era appena insediato in un paese che era da poco divenuto indipendente dal Regno di Spagna, gestito dall'associazione massonica che si batteva per la gente, contro l'ignoranza e per la liberazione da ogni pregiudizio e fanatismo religioso, ispirandosi al principio di fratellanza universale che vedeva nella chiesa un pilastro del vecchio ordine coloniale. Resterà nell'America del Sud per 2 anni, quale uditore della Nunziatura. Da questo viaggio comprende che Roma era la capitale di uno stato piccolo, ma anche epicentro di una organizzazione religiosa mondiale. Al suo ritorno, il 24 aprile 1827, è nominato arcivescovo di Spoleto a soli 35 anni, mentre il 14 dicembre 1840, nel concistoro di Gregorio XVI, ricevette la berretta cardinalizia, che lo mette in pole position per una nomina al vertice. Il 16 luglio 1846, morto Gregorio XVI, con un breve conclave al 4° scrutinio, con 36 voti su 50 cardinali votanti, venne eletto Papa con il nome di Pio IX. Aveva solo 54 anni e rimarrà al Soglio di Pietro per ben 31 anni e 7 mesi e passerà alla storia per essere stato, ancora oggi, il pontefice più duraturo della storia dei papi. Ecco, professor Baruzzo, che peso ha avuto questo Papa al momento dell'insediamento? Cioè aveva un'eredità pesante e quindi deve rimettere in discussione il suo predecessore? Sì, deve rimettere... Allora, c'è un'attesa, come dicevo prima, un'attesa che poi viene anche fraintesa. E lui compie, come dicevo prima, un gesto molto forte che è quello di dare l'amnistia a quanti erano stati condannati per reati politici. E in questo documento quello che prevale è il concetto di perdono. E quindi quella che si avverte all'interno di un documento di questa portata, che è un documento amministrativo, è quello che possiamo dire è un afflato di paternità spirituale. In questo senso quello che è un intervento che lui fa e che ha una finalità, per non ripetere, di tipo amministrativo, poi viene invece colto come un segnale di discontinuità, no? E su questo chiaramente ci sono quel complesso di attese che portano talvolta anche a vedere e a riformulare la realtà, no? o a leggere la realtà nella maniera a volte in cui la si vuole, piuttosto per quello in cui è effettivamente. Quindi si costruiscono appunto un complesso di la convinzione appunto di essere davanti ad un Papa che sia il Papa liberale, si costruisce il mito di un Papa
liberale che tra l'altro passa attraverso un complesso di litografie, santini, immagini, no? Che contribuiscono a rafforzare questa idea nell'opinione pubblica. Scusi, la interrompo, è un Papa nuovo? È un Papa. Quindi liberale, perché i papi precedenti non si comportavano anche perché così. lui comunque fa una serie di c'è l'idea di poter effettuare quello che è appunto un compromesso, no? Che c'è di fare una sintesi tra quella che è appunto la struttura ierocratica dello Stato Pontificio e quella lì che sono appunto, come dicevo prima, delle istanze, no? Di modernizzazione. Però poi ci sono degli aspetti cruciali con i quali ci si deve misurare e c'è un elemento, appunto, il compromesso che si dà è un compromesso fragile, è un compromesso che presenta degli elementi di precarietà che nel momento in cui le vicende politiche a cui faceva riferimento lei prima, no, del 1848 scoppiano, gli elementi di contraddizione chiaramente deflagrano e portano appunto a sostituire a quelle che sono le attese quelle che sono invece delle delusioni, no? Il fatto di poter immaginare un Papa che sia una guida politica, no? Si scontra con quello che è il fatto che il Papa è una figura che poi ha una sua universalità che lo dovrebbe porre al di sopra anche di quello che è il contenzioso politico, no? E di questo il documento appunto del 29 aprile 1848 ne è proprio la manifestazione, no? La rinuncia da parte del pontefice di dire voglio esercitare una funzione direttamente, no, politica, no? E il sottolineare invece quello lì che è un primato di tipo spirituale, però in quel momento chiaramente le attese vengono appunto disilluse e quindi scatta appunto quella situazione di tensione che porterà appunto nei mesi successivi all'omicidio di Pellegrino Rossi, che è il primo ministro di Pio IX, e poi la successiva fuga nel novembre, appunto sempre nel novembre del 1848 da Roma, perché la situazione minaccia di sfuggire di mano e di poter portare a delle conseguenze molto gravi. Allora il pontefice che ripara a Gaeta sotto la protezione del Regno di Sicilia e del Regno di Napoli, scusate. Sì, i Borboni. Quindi Giovannucci se ne scappa, fa il profugo e lo fa anche in maniera un po' così strana, cioè viene protetto dal... Prego. Sicuramente è una fuga, come dire, sì, un po' improvvisa e anche che dimostra in un certo senso anche l'incapacità di controllare la sua stessa capitale. Però vorrei tornare indietro leggermente a quello che diceva la scheda precedentemente. Sì. Qui siamo di fronte, diciamo, a una figura che appartiene sì certamente a una famiglia nobile, ma stiamo parlando dell'aristocrazia di Senigallia, no? Sì. Abbiamo degli studi a Volterra, soprattutto gli studi al Collegio Romano poi sono importanti. Poi abbiamo un'esperienza sì in Cile, però dopo abbiamo esperienze episcopali a Spoleto e la scheda non lo ricordava, ma a Imola. Lui è fatto cardinale dopo essere stato arcivescovo di Imola, cioè di una delle città, diciamo, tipiche delle cosiddette legazioni pontificie, cioè delle, insomma, emiliane. Ecco. Quindi siamo di fronte a una figura che ha un'esperienza molto limitata, no? Anche dal punto di vista proprio del dibattito politico. Non stiamo parlando del vescovo di Parigi o di una città, insomma, di rilievo. Ecco. Quindi c'è una certa difficoltà a padroneggiare gli eventi. Secondariamente non dobbiamo dimenticare un'altra cosa, tornando proprio a quello che diceva anche lei, direttore, sul rapporto con l'impero austriaco. Lo Stato Pontificio post-restaurazione è uno Stato piuttosto debole, arretrato, non che fosse particolarmente prospero neanche prima dell'età rivoluzionaria, però è uno Stato che si è restaurato in una condizione piuttosto arretrata. È uno Stato in cui
per esempio, per una certa diffidenza verso le novità, non si è introdotta a lungo l'illuminazione a gas, non si è aperta nessun cantiere, per esempio si è chiusa anche proprio in linea di principio alla fabbricazione delle ferrovie, insomma. Sì, no? sì. Quindi è un contesto statuale, quello dello Stato Pontificio, arretrato, debole, e il Papa lo conosce fino a un certo punto, lo domina fino a un certo punto. Ecco. Tenete presente anche che il conclave che elegge il Papa è un conclave molto meno rappresentativo di quanto possa essere un conclave recente. Stiamo parlando di una cinquantina di cardinali viventi, e penso nemmeno 40 partecipano all'elezione alla fine. Quindi è una situazione in cui, diciamo, effettivamente il Papa è capo della Chiesa universale, ma questo ruolo lo esercita a partire appunto da uno stato e da una condizione politica molto, come dire, limitata, va bene? E nello stesso tempo, questo è un dato fondamentale poi per capire anche i passi successivi di Pio IX ritiene che, come dire, la preservazione dello stato temporale sia una precondizione necessaria per dargli da un lato autonomia e dall'altro anche, diciamo, base economico-finanziaria per esercitare il suo ruolo di capo della Chiesa universale. Perciò il Papa è, diciamo, per principio sostanzialmente contrario, di fatto, in qualche modo, all'estensione dell'unità italiana al suo territorio, perché lo ritiene, diciamo, ritiene dirimente il fatto di avere uno Stato sulla base della quale esercitare un'autorità sovrana, ma anche esercitarla con gli strumenti e con la forza economico-finanziaria per esercitarla effettivamente, ecco, sulla Chiesa universale. Certo. Quindi questa fuga, diciamo, a Gaeta, che tra l'altro ci ricorda anche che lo Stato Pontificio di allora non comprendeva tutto il Lazio, per esempio. Certo. La fuga a Gaeta è un episodio, come dire, che ci può sembrare anche da un certo punto di vista quasi, come dire, quasi in tono minore, no? Cioè, è come se uno scappasse da Padova e si rifugiasse, che ne so, a Bassano, ecco, tra virgolette, passatevi certo. il paragone. Bene, allora siamo in un periodo estremamente complicato, di questa complessità vedo che ne sta uscendo appunto tutte le motivazioni. Parliamo di una religione universale anche da un punto di vista geografico, dal Sud America al Nord America alla Cina. Questa religione è una religione universale, ma cosa succede in questa rivoluzione? Che sta diventando una religione nazionale, perché sta nascendo un'Italia, il Vaticano è inserito in un'Italia di evoluzione, pretende anche l'unità della partecipazione del Papa in questa unità, però il Papa dice: ma noi siamo universali, non possiamo essere solo italiani. E sarà anche sorgerà questa problematica anche con la Prima Guerra Mondiale. Chi sta da parte di chi? No? Perché il Vaticano in Italia e l'Austria dall'altra parte, ma è nemica l'Austria da un punto di vista religioso. Ecco, sta nascendo il nazionalismo, e questo nazionalismo crea delle problematiche interpretative della funzione della Chiesa. Professor Zanella. Sì, effettivamente sono delle sovrapposizioni di aree di competenza e di filoni filosofico-culturali inconciliabili, perché va sottolineata l'inconciliabilità di alcune posizioni che il Papa aveva provato comunque a sintetizzare nella sua figura, forte del suo prestigio. Faccio solo un esempio: quando il Papa benedice gli italiani, automaticamente è una maledizione per gli austriaci. Certo. Proprio per questo motivo in cui... Ma anche perché un pezzo d'Italia era sotto l'Austria. Ecco, per dire. E poi quando si trova a Gaeta lancia raffiche discomuniche
a piè sospinto un po' a tutti i potenti che lo avevano osteggiato, e in quel momento si trova protetto appunto dai Borboni, da Ferdinando II, e attende di essere riportato, come sarà riportato dopo un certo tempo, diciamo, di nuovo a Roma, e perché aveva fiducia non solo nella Francia, ma se non l'avessero fatto i francesi l'avrebbero fatto anche gli austriaci di per sé. Quindi è un Papa sotto questo punto di vista che cerca di conciliare posizioni che in quel momento erano delle sfide molto profonde. Certo. Avevamo anche delle linee di corrente a livello culturale che erano nate già con la riforma protestante. Certo. L'illuminismo le aveva accentuate. Ricordiamo anche che nasce in quel momento una corrente di pensiero all'interno della Chiesa che si chiama l'apologetica, con Newman, Deschamps, questi autori che cercano di difendere quello che è il patrimonio culturale, anche teologico, del pensiero vero e proprio della Chiesa, in un contesto dove la Chiesa stessa è messa sotto attacco, proprio sul piano culturale. Certo, ma ricordiamo anche un altro aspetto, che l'impero austriaco aveva due religioni al suo interno molto pesanti e non conciliabili facilmente tra loro, che erano i cristiani ortodossi e i cristiani romani. E diciamo che non c'era un grande accordo, anche se era fondamentale la presenza, diciamo, dei serbi, che erano quasi al 100% cristiani ortodossi, perché difendevano un fronte molto, molto pericoloso, che era il fronte verso la Turchia, verso l'impero turco, e quindi erano essenziali per il mantenimento dell'impero, ma naturalmente all'interno dell'impero c'era anche un conflitto, diciamo, ideologico e religioso. Questo va per far capire la situazione, che non era semplicissima. Siamo in una fase di totale rivoluzione anche nei dettagli che a volte sfuggono. Allora abbiamo un altro contributo, Pio X, liberale. Pio IX, liberale prima, restauratore poi. La rivoluzione francese prima e il successivo impero napoleonico avevano eroso la vecchia struttura medievale sedimentatasi da secoli in un massiccio connubio clero-nobiltà. Nel 1815 al Congresso di Vienna si cercano di ristabilire gli antichi regimi, anche con l'intenzione di stabilire una pace duratura dopo i massacri napoleonici, ma che comunque avrà vita breve. Si voleva ripristinare l'Ancien Régime e contestualmente cancellare dalla memoria dei popoli quelle aperture sociali che la Francia di Napoleone aveva diffuso e che consisteva nella possibilità di ciascun cittadino di poter crescere e affermarsi socialmente. Con la caduta di Napoleone si dà inizio alla restaurazione, sostenendo che, per la volontà divina, ogni Stato sarà riconsegnato al legittimo sovrano, però liberté e legalité e fraternité erano quel tarlo ormai radicato e impossibile da stanare che si era ormai diffuso ovunque. Così il tentativo mal riuscito del ripristino del passato è solo un evento passeggero. La rivoluzione francese aveva messo in crisi il concetto del potere ereditario, dando al popolo la consapevolezza di poter arrivare all'autogoverno. Perciò si erano radicati pregiudizi negativi nei confronti di nobili regnanti e del clero, oltre al fatto che i due poteri erano indispensabili per sorreggersi vicendevolmente. La nuova classe borghese si andava rapidamente affermando per la sua capacità di creare una nuova economia e nuove fonti di ricchezza derivata dal neonato sistema industriale. Ciò metteva in crisi gradualmente l'economia legata al sistema nobiliare, che aveva radici medievali. Però, contestualmente alla formazione del fenomeno di economia industriale, si stava consolidando un nuovo assetto sociale, prodotto appunto dalla industrializzazione, ovvero quella classe operaia o classe proletaria che darà origine alla successiva rivoluzione, quella bolscevico-leninista, conseguente alla Prima Guerra Mondiale, con la caduta degli imperi nel 1918. Con la rivoluzione francese si vanno affermando le società segrete, la massoneria, l'anarchia e i carbonari della giovane Italia di Mazzini, a cui era iscritto anche il giovanissimo Napoleone III. Pio IX è un analista attento di tali eventi, con cui si è già confrontato nell'America Latina. Percepisce che il mondo sta rapidamente cambiando e che è necessario prevenire altre rivoluzioni attraverso adeguate riforme.
Subito dopo la sua elezione al soglio pontificio emana una serie di provvedimenti di stampo liberale che aprono alla libertà di stampa, l'eleggibilità di alcuni corpi amministrativi locali, concede l'amnistia per i reati politici, istituisce la Guardia Civica, il Consiglio dei Ministri e, dopo i moti del 1848, concede ai suoi sudditi lo statuto per il governo temporale degli stati della Chiesa. Questi sono provvedimenti innovativi per l'epoca e con l'intento che tutto ciò sopisca gli animi rivoluzionari, anche se tali aspettative andranno presto deluse. Il re Carlo Alberto di Savoia, nella cosiddetta prima guerra d'indipendenza del 1848, attrae un timido intervento vaticano a fianco delle truppe piemontesi contro l'impero d'Austria. Però il 29 aprile 1848 Pio IX riunisce in un concistoro i cardinali e afferma che in qualità di pastore della Chiesa non può sostenere una guerra contro il cattolico impero austriaco. In tale allocuzione di Pio IX annuncia il ritiro delle truppe pontificie dal conflitto dei Savoia contro l'Austria. Ciò suscita lo sdegno della corrente liberale, che è contro la politica asburgica del Papa. Una eventuale crociata contro l'Austria sarebbe stata una sorta di suicidio per il pontefice, essendo l'imperatore il solo sovrano in grado di influire pesantemente non solo sulla elezione dei papi, ma anche sulle strategie interne vaticane tramite i cardinali a maggioranza filo-austriaca. L'esito della guerra è nefasto. Si conclude nell'agosto del 1848 con la sconfitta e l'esilio di Carlo Alberto. Nell'autunno dello stesso anno, a Roma, l'assassinio di Pellegrino Rossi, primo ministro del governo vaticano, convincono Pio IX a fuggire dalla Santa Sede e rifugiarsi a Gaeta, nel regno borbonico delle Due Sicilie. Contestualmente a Roma si formava con Mazzini il braccio armato di Garibaldi, la Repubblica Romana. Pio IX sceglie Gaeta perché confinante con lo Stato Pontificio e perché i Borboni erano legati al Papa e all'Austria. A dimostrazione che l'Austria sapeva mantenere i patti, il ministro di Baviera Spaur, accompagnato dalla moglie e dal figlio, simularono un viaggio turistico da Roma a Gaeta, accompagnando Papa Pio IX camuffato da precettore di famiglia. Gaeta diventa così l'epicentro della situazione politica vaticana. Ambasciatori e diplomatici accreditati presso la sede romana convergono a Gaeta, così come il re Borbone Ferdinando II. Con l'assenza del Papa da Roma vi è la proclamazione della Repubblica Romana e viene approvata la prima Costituzione democratica in Italia. Il soggiorno di Pio IX a Gaeta è costellato di molte scomuniche contro i rivoluzionari e contro chi indirettamente li sostiene. A Gaeta trova l'appoggio del neopresidente della Repubblica francese, Luigi Napoleone, che si oppone all'influenza austriaca sulla penisola italiana. Per questo si gioverà dell'appoggio cattolico per la sua proclamazione di imperatore, Napoleone III. Per Napoleone III dare protezione al Papa è un punto di forza per la sua carriera e motivo di prestigio per la conservazione della stessa. Durante i 5 mesi della Repubblica Romana, Giuseppe Mazzini, Carlo Armerlini e Aurelio Saffi non hanno la mano leggera nel rispetto delle tradizioni ecclesiastiche. Infatti i beni ecclesiastici sono confiscati, aboliti i tribunali gestiti dal clero e messo in discussione il carattere sacro del matrimonio, trasformandolo in un contratto di diritto civile. Nell'aprile del 1850, al comando di un corpo d'armata francese, il generale Oudinot elimina la Repubblica Romana, consentendo il ritorno a Roma del pontefice, sempre deciso a riprendere il suo potere temporale, cambiando indirizzo politico e virando verso posizioni conservatrici. 10 anni dopo, però, sotto gli ideali risorgimentali, nell'aprile del 1860 cadono le legazioni pontificie e nel settembre le Marche e l'Umbria sono annesse al Regno di Sardegna. Nel marzo 1861, dopo la dichiarazione del Regno d'Italia, Pio IX capisce di avere perso i suoi difensori, Francia e Austria, e che la conquista di Roma è essenziale per il completamento del nuovo regno, mentre si avvicina allo scontro tra nuovo Stato d'Italia e l'ormai minuscolo Stato Pontificio. Prego, professor Giovannucci, ma questi due stati, francese e austriaco, veramente abbandonano il Papa o sono costretti? Non la sentiamo, professore, deve riattivare il microfono.
Scusate se era problema. disattivato il microfono. No, dicevo, sono situazioni molto diverse. L'impero asburgico era stato, diciamo, attraverso il principe di Metternich, l'architetto, diciamo, e l'architrave in qualche modo della restaurazione dopo la rivoluzione francese. E in questo senso aveva in qualche modo, si era assunto anche l'onere di, diciamo, mantenere l'ordine della restaurazione in Italia, che era comunque percepito come uno scacchiere problematico per l'ordine della restaurazione, perché comunque si sapeva che c'era un'attività cospirativa, c'era dei diffusi sentimenti, insomma, che puntavano all'unificazione del paese, e quindi da questo punto di vista l'Austria in qualche modo si era assunta l'onere di essere il gendarme dell'Italia, naturalmente anche facendo leva sul fatto che possedeva importanti territori italiani. Questo aveva comportato, per esempio, all'epoca dei moti del 31, del 1830-31, che moti liberali, moti carbonari, che erano scoppiati anche nello Stato Pontificio, che c'era stato un intervento austriaco. Quindi è una situazione, diciamo, consolidata e di consonanza politico-ideologica di un impero, tra l'altro sovranazionale, diciamo interconfessionale, perché come diceva prima giustamente il direttore, ci sono sudditi cattolici, ci sono sudditi ortodossi, ci sono sudditi protestanti, ci sono parecchi ebrei, quindi è interconfessionale, però è uno Stato sostanzialmente assolutista. Nel contesto, per quanto riguarda invece la Francia, il discorso è un po' diverso. La Francia, diciamo, ricordiamo all'epoca di Napoleone, la Francia si è tranquillamente, ha invaso tranquillamente lo Stato Pontificio e praticamente due papi sono stati di fatto deportati, insomma, sostanzialmente, no, in Francia, sia Pio VI che Pio VII. Da Napoleone ovviamente. Certo, sì, da Napoleone I. Sì. La tutela che è invece assunta da Napoleone III in qualche modo e dalla Francia di Napoleone III nei confronti dello Stato Pontificio e di Pio IX è un qualcosa di più di diverso, non si appoggia tanto su una, diciamo, vicinanza ideologica o strettamente confessionale, ma è legata a un contesto politico francese e comunque, diciamo, è una linea non così univoca nella politica francese, perché comunque la Francia ha uno specifico interesse a influire sulle cose italiane e volendo influire sulle cose italiane sostanzialmente si trova in rotta di collisione con l'impero asburgico, quindi è una situazione un po' diversa, insomma. Certo. Dopodiché c'è un altro aspetto fondamentalmente da tenere presente, cioè che prima della cosiddetta seconda guerra di indipendenza gli accordi di Plombières tra il Piemonte, tra Cavour sostanzialmente e Napoleone III prevedevano di fatto un intervento francese a supporto dell'espansionismo sabaudo nel nord Italia. Ecco. Poi in realtà la vicenda della seconda guerra di indipendenza è una vicenda che in qualche modo va poi per i fatti suoi, deborda rispetto agli accordi franco-piemontesi del 1858 e porta alla costituzione del Regno d'Italia che, non ce lo dimentichiamo, nel 1861 viene proclamato indicando anche tra le sue caratteristiche il fatto che avrà come capitale Roma, per quanto Roma non ne faccia ancora parte, cioè indica nella proclamazione del Regno d'Italia nel 1861 è già prefigurato che Roma sarà la capitale d'Italia pur non essendo ancora parte del Regno, quindi lì non è che ci voleva tanto a capire, insomma, dove andava in qualche modo l'evoluzione storica. Ecco. Certo, certamente la cosa principale poi che succede anche adesso nella guerra attuale del Donbass e dell'Ucraina,
Ci sono sempre le forze esterne che influiscono e nell'Unità d'Italia abbiamo due forze contrastanti tra loro, che sono gli inglesi, che appoggiano un certo tipo di unità, e i francesi che ne vogliono un'altra, perché Plombier non prevede che il Sud appartenga all'Italia e non prevede che lo Stato Vaticano appartenga all'Italia. Quindi diciamo che i Savoia dovevano limitarsi a parte del centro dell'Italia e il nord Italia. Il resto restava allo Stato Pontificio e il Sud doveva andare al cugino di Napoleone III. Quindi se stavamo ai francesi, noi l'Italia unita non l'avremmo mai visti. Gli inglesi invece, molto più furbi e molto più scafati, pensano a un'unità d'Italia che non rompa le scatole. Mettiamo dei regnanti che non abbiano nessuna competizione, nessuna volontà di conquistare il mondo attraverso il mare. E quindi noi restiamo con nonostante in Italia ci fossero delle repubbliche che avevano esperienze di centinaia di anni nell'andare nella via della seta e commerciare e rendere ricca l'Italia, perché ricordiamo che prima di Napoleone l'Italia è la nazione più ricca d'Europa, con Napoleone, che naturalmente si è appropriato di tutto quello che riusciva a portare via, è diventata la nazione più povera. E allora l'Italia doveva restare, non avere è dentro il Mediterraneo, ma non avere la possibilità di possedere, come prima Genova e Venezia e Napoli, di riuscire a commerciare nel Mediterraneo e quindi giovarsi di un'economia totalmente diversa. Ecco, in questo contesto naturalmente il Papa andava bene, ma soprattutto diciamo che gli inglesi prediligevano i Savoia in un'Italia unita del tipo che abbiamo visto poi. Allora, adesso entriamo nella terza parte del Pio IX e vediamo un'apertura verso il Concilio Vaticano, perché dopo 400 anni finalmente questo Papa sente la necessità di conciliare le varie tendenze, perché concilio significa questo, nell'evoluzione della Chiesa e nell'economia del mondo. Anche la religione ha bisogno di essere riassestata in base a una realtà che sta cambiando. Quindi lui apre il Concilio Vaticano I. Il Concilio Vaticano I è l'infallibilità del Papa. Nel pieno del conflitto tra Chiesa e modernità, l'8 dicembre 1864 viene data alle stampe l'enciclica Quanta Cura, che rappresenta una condanna delle dottrine laiciste del pensiero moderno. L'enciclica presenta in appendice il sillabo, dove il Papa Pio IX indicava alcuni di quelli che riteneva fossero gli errori più comuni dell'epoca. Ne indicava 80 in tutto, tra liberalismo, socialismo, comunismo, dottrine sull'autonomia della società civile e sui rapporti con la Chiesa e società segrete. La Chiesa era in conflitto con la società circostante, col Piemonte e poi con l'Unità d'Italia a causa delle leggi che espropriavano i beni ecclesiastici e laicizzavano lo Stato, con la cultura liberale a causa dell'emanazione del sillabo, con la Chiesa che tagliava i ponti con la modernità, con una parte dello stesso mondo ecclesiastico per la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione del 1854, che stabiliva come la Vergine Maria fosse stata preservata dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento, che quindi era avvenuto senza peccato, cioè senza un rapporto fisico, un dogma ancora non da tutti accettato. E poi c'era la questione romana che pesava per la probabile fine dello Stato della Chiesa, ma proprio questi conflitti provocarono un aumento del consenso cattolico attorno alla figura di Pio IX, che si presentava come un papa perseguitato. È in questo contesto che Pio IX aveva proposto la convocazione del concilio, i cui lavori vengono aperti l'8 dicembre 1869. Un concilio per ribadire le verità cristiane contro il razionalismo e il liberalismo, che non davano più spazio ai valori soprannaturali. Per Pio IX il concilio era il sistema per riprendere il proprio potere su tutti i fedeli, ricchi, poveri, nobili e di tutte le correnti cristiane. Il consenso crebbe ulteriormente quando si scoprì il vero scopo del concilio: proporre come dogma di fede l'infallibilità papale,
ciò che lo avrebbe riportato al di sopra della Chiesa e dei regnanti d'Europa. La vecchia Chiesa di Stato non c'era più, questo nuovo potere spirituale diventava inappellabile, ma la corrente che sosteneva l'infallibilità papale riteneva che questa fosse l'unica salvezza di fronte all'anticlericalismo, all'invadenza degli stati moderni. Alla fine il concilio porterà alla conclusione che il Papa voleva. Il 18 luglio 1870 fu approvata la Costituzione dogmatica Pastor Eternus, che affermava come infallibili le definizioni in materia di fede e di costumi proclamate dal Papa quando parla ex cathedra, cioè quando esercita il suo supremo ufficio di pastore di tutti i cristiani. Su 535 vescovi presenti i voti contrari furono 2, gli altri contrari, una sessantina, avevano lasciato l'aula prima del voto. Il giorno seguente scoppiò la guerra franco-prussiana e molti vescovi lasciarono Roma. Il 20 settembre 1870, con la breccia di Porta Pia, lo Stato Pontificio fu annesso al Regno d'Italia. Pio IX si proclama prigioniero politico in Vaticano e trascorrerà i suoi ultimi anni da recluso nei palazzi apostolici. Si apre così il lungo conflitto tra Stato italiano e Santa Sede, che si concluderà solo nel 1929 con la firma dei Patti Lateranensi. Enrico Baruzzo, ma era proprio necessario che il Papa fosse dichiarato, infallibile? Ci teneva molto? Era una questione personale? Era una questione, teologica? Era una questione legata appunto al problematico rapporto che oramai si era venuto a costituire tra la Chiesa e il mondo, la realtà, il mondo in cui la Chiesa era chiamata ad operare. Laddove in precedenza c'era stato uno stretto legame tra trono e altare e c'era un riconoscimento del ruolo e della rilevanza sociale della Chiesa, a questo si era sostituito invece quello che era un atteggiamento completamente opposto, no? Un progressivo distaccarsi, inaugurarsi di quello che è un processo di secolarizzazione, ed ecco allora la necessità di quella che è una risposta forte, no? Una risposta forte che innanzitutto si manifesta in maniera molto problematica, come abbiamo visto al servizio, con la pubblicazione dell'enciclica Quanta Cura e dell'allegato Sillabo, ma soprattutto si avverte la necessità da parte di Pio IX di esprimere con forza quelle che sono le proprie idee e soprattutto ribadire quello che è il primato pontificio. Ecco allora la necessità di un concilio che verso il quale al quale parteciperanno 700 vescovi, quindi un numero molto, molto importante, che hanno però attese e idee diverse in ordine a quello che è il rapporto tra Chiesa e mondo e a quello anche che è il modo di intendere l'infallibilità pontificia. Perché se c'è una minoranza anti-infallibilista, contraria e preoccupata della possibilità che si possa dare un capo della Chiesa che sia in un certo qual modo scollegato dal corpo della Chiesa, al tempo stesso c'è una maggioranza infallibilista che però al suo interno presenta una pluralità anche di posizioni. Ci sono coloro che vorrebbero chiaramente una professione dell'infallibilità estesa in senso molto ampio, e quanti invece preferirebbero chiaramente una delimitazione di un perimetro più specifico, proprio per mantenere poi quello che è un collegamento tra la figura del pontefice e quello che è il corpo importante rappresentato dai vescovi. Certo, e abbiamo un particolare sull'interpretazione dell'infallibilità del Papa. Cioè partiamo con un'infallibilità che è infallibile a tutti i livelli, anche scientifico. Questo è il punto di partenza, poi ci sarà invece successivamente un'evoluzione. Professor Giovannucci, c'è un'evoluzione nel ridurre la capacità di interpretare la realtà. Ma allora, diciamo, questa questione dell'infallibilità, come la questione della Immacolata Concezione, sono questioni che hanno attraversato secoli di discussione nella Chiesa Cattolica. E diciamo che
Scusi professore, vorrei interromperla un attimo. Vogliamo spiegare esattamente ai nostri telespettatori cosa vuol dire Immacolata Concezione? Perché non mette in discussione la verginità di Maria Vergine, no? Ma mette in discussione un'altra cosa, perché molta gente non lo sa. Sì, è vero, lo confermo. Dunque, l'Immacolata Concezione è una definizione dottrinale che sancisce che Maria, Madre di Gesù, in vista dei suoi futuri meriti, è nata senza il peccato originale. Questa è l'essenza, il nucleo dottrinale della proposizione. Quindi sua madre a sua volta era vergine e non ha avuto concepimento. Non è questo non è essenziale. Essenziale è che Maria è senza peccato, ed è questa la ragione per cui la definizione dogmatica non è stata per secoli alla fine accettata da una parte dei teologi cattolici, perché sostanzialmente da Tommaso d'Aquino quasi tutti i teologi domenicani hanno eccepito che se fosse stata definita dogmaticamente questa cosa, si sarebbe fatta una eccezione per Maria alla regola invariabile per tutti gli esseri umani di una costitutiva incapacità di essere salvi da se stessi, perché toccati dal peccato originale. Come mai si arriva a questa definizione? Perché Pio IX ci tiene così tanto? Ci tiene così tanto perché questa idea consente di affermare in qualche modo una verità profonda del cristianesimo contro uno degli aspetti della civiltà e della cultura liberale, cioè la libertà umana come valore essenziale e quindi la capacità dell'uomo di autorealizzarsi, insomma. Quindi l'Immacolata Concezione, sostenendo che solo Maria è in qualche modo stata autosufficiente nel bene, tra virgolette, serve a marcare che l'uomo comunque è costitutivamente limitato e non è effettivamente autonomo e completamente libero. E quindi deve, se vuole effettivamente migliorare se stesso, aderire alla visione dottrinale cristiana, cattolica, all'autorità, deve essere obbediente all'autorità che gli dice come comportarsi in qualche modo. Per quanto riguarda invece l'infallibilità, anche qui la questione attraversa secoli perché è ovvio elemento dottrinale, cattolico ma anche in generale cristiano, che nel momento in cui il Papa in qualche modo esprime pubblicamente una verità comune nella Chiesa, di fatto non può errare. Ma questo è un concetto un po' diverso, cioè è il concetto della inerranza dottrinale della Chiesa, e il Papa è in qualche modo visto in questo come il portavoce della Chiesa nella sua inerranza, nel fatto che la Chiesa fondata da Cristo e ripoggiando sull'antica autorità degli apostoli, di Paolo e di Pietro in particolare, non può errare. Qui invece si arriva a una definizione che serve a marcare una cosa diversa, cioè il privilegio personale del Papa di essere infallibile in materia di dottrina, di fede e di costumi, quando pronuncia, quando appunto definisce una verità generale con la specifica volontà di ritenerla tale, cioè quello che significa con le parole ex cathedra. Il punto determinante è che, e quello che ha creato il dibattito al Concilio Vaticano I e che ha generato poi anche uno scisma da chi non è stato d'accordo, soprattutto in Germania, è che questa infallibilità personale del Papa viene definita dalla Costituzione Pastor Eternus come valida di per sé e non sulla base del consenso della Chiesa. Quindi, per assurdo, se da una parte ci fosse un consenso della Chiesa su una certa posizione, dottrinale, e dall'altra parte il Papa, pur con un consenso minoritario attorno a sé, la volesse comunque ritenere come definibile, la posizione del Papa si ritiene che comunque debba prevalere. Perché Pio IX tiene così tanto a questa cosa? Perché questa cosa conferma il valore,
gerarchico e assolutistico del suo potere. Certo. Che non può essere messo in discussione dal consenso, dalla questione del consenso che è alla base della visione politica liberale e poi democratica. Quindi questa idea serve di fatto a cristallizzare l'idea che la Chiesa non è una democrazia, ma non solo non è una democrazia nei momenti in cui decide, ma nemmeno nei momenti in cui parla, perché fondamentalmente l'essenziale non è la libertà anche qui, ma è la verità che conta, e la verità ci deve essere qualcuno che alla fine la definisce, e questo qualcuno non può che essere il Papa per Pio IX. Certo, quindi è il testimonio praticamente, è Dio in terra, e quindi interpreta per i fedeli un certo indirizzo, ma c'è anche un fattore psicologico e politico in questo, è la riaffermazione della sua credibilità, che viene messa in discussione, perché abbiamo un'Europa che non è più tutta palesemente, diciamo, la maggior parte, poi ci sono anche i protestanti eccetera, ma non è più totalmente cristiana, perché il cristianesimo viene interpretato secondo linee nazionaliste, cioè c'è il cristianesimo, la tendenza francese, c'è quella austriaca, c'è quella italiana, e ciascuno interpreta la religione. Allora lui vuole stare soprattutto, professor Zanella. Sì, il Concilio Vaticano I sancisce, come è stato detto, questi due dogmi. Fra l'altro non c'era stata grande discussione teologica sull'Immacolata Concezione, non è che ci fosse grande diciamo, conflittualità, ma è una scelta che il Papa porta a compimento. Per quanto riguarda invece l'infallibilità, qui i termini si fanno molto più complicati. Ricordiamo che sono circa 774 i vescovi presenti, al momento della votazione ce ne sono 530, vuol dire che un centinaio e oltre, erano di maggioranza di area tedesca, se ne sono andati sapendo di non voler votare un pronunciamento del genere, e Dollinger, che era era un prelato, un professore tedesco, fu scomunicato proprio perché non si adeguò poi a questo pronunciamento. Da dire ancora che su questo dogma c'era anche molta confusione a livello filosofico, e il Papa con questo, diciamo, pronunciamento così forte irrobustisce il suo magistero, si aliena però nel contempo la simpatia dei vescovi, che si vedono in qualche modo depotenziati, declassificati di una qualche importanza che avevano prima anche dal punto di vista magisteriale, e mette anche un po' di timore nei monarchi dell'epoca, perché con questo pronunciamento si pensava quasi che il Papa assumesse un potere tale da poter anche creare confusione anche a livello politico quando si fosse espresso. Ecco, quindi ci ricordiamo che un'altra cosa, che è vero, il Papa è infallibile quando parla solo su questioni religiose, è giusto ricordarlo, non si può, anche se inizialmente è stato interpretato con questa maggiore attenzione anche sul piano scientifico, ma se noi guardiamo alla storia anche dei pontefici successivi, non mi pare che ci sia nessun altro Papa che si sia espresso avvalendosi di questo dogma. Sono molto prudenti ad appoggiarsi. Certo che il magistero del Papa ha il suo peso e la sua importanza, ma nel senso anche buono, perché notiamo come il pronunciamento del Papa, proprio in forza anche di questo dogma, abbia acquisito anche nel XX secolo una dimensione morale a livello planetario che lo configura anche come un faro, un punto di riferimento. Certo. Allora passiamo a un altro evento, sempre in questa situazione rivoluzionaria, dove la Chiesa emerge un fatto che non è unico, ma è unico per la modalità con cui succede, è unico perché ormai la gente non accetta più l'imposizione dall'alto, e quindi è in grado anche di esprimere idee contrarie a quelle posizioni che una volta la Chiesa prendeva ed aveva il perfetto dominio. Mi riferisco alla Santa Inquisizione.
se io so che tu in qualche maniera non credi così come invece la fede ti suggerisce, io posso anche arrestarti. Se poi qualcuno mi dice che tu hai fatto degli atti contrari alla fede, posso anche torturarti e poi cederti al braccio secolare che provvederà poi a mandarti all'altro mondo. Era una cosa normale, è una cosa normale fino al 1800. Chiaramente c'è una revisione tra il Medioevo e il Rinascimento e poi successivamente nell'epoca di Pio IX, però diciamo che una certa capacità impositiva della Chiesa in talune decisioni è ancora in funzione. E parliamo del sequestro del bambino, di un bambino che si chiamava Mortara. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un bambino che ha una famiglia normale, ha 8 figli, però non è una famiglia cristiana, è una famiglia di origine ebraica, che casualmente, ma vedremo poi sul pezzo e poi chiederò anche a voi il suffragio su questo evento, diciamo, la cameriera, la fanciulla che teneva da conto gli 8 figli, temendo che questo bambino, ma non ne se ne ha neanche certezza, avesse una grave malattia, e dice: se muore va all'inferno, va nel limbo, che è l'antinferno, e preferisco battezzarlo. Questo battesimo determina naturalmente la tragedia che vedremo appunto in questa situazione dove il Papa prende una decisione. È una decisione che all'epoca forse poteva sembrare discutibile, quindi anche impugnabile, diciamo, o diciamo, avere un esito favorevole a favore di questa decisione. Oggi sarebbe una cosa improponibile, ma solo a pensarlo. E allora vediamo Pio IX e il sequestro del giovane Mortara. Pio IX e il caso Edgardo Mortara. È il 24 agosto del 1858. A Bologna in piena notte non ci sono lampioni accesi, le tenebre coprono la città. Le guardie della Santa Inquisizione percorrono le vie di un borgo alla luce delle torce alla ricerca di un'abitazione. Hanno il mandato del sacerdote inquisitore di sequestrare un bambino di soli 6 anni. Vista l'ora, battono più volte alla porta e finalmente si affaccia il signor Mortara. Le guardie fanno irruzione e chiedono dove si trovi Edgardo, il 6º degli 8 figli di Mortara. Il bambino ha solo 6 anni. Compare la madre che apprende che suo figlio deve essere portato via in piena notte dalla Santa Inquisizione e ha un malore. Non viene loro spiegato il motivo. Per i 2 genitori, cittadini dello Stato Pontificio ma di confessione religiosa ebraica, Salomone Momolo Mortara e la moglie Marianna Padovani, inizierà un calvario infinito. In Mortara crescevano i loro 8 figli nella Bologna del 1800, il 6º si chiamava Edgardo ed ebbe appena il tempo di vestirsi prima di essere sequestrato per ordine del Papa Pio IX. Inutili le proteste e le suppliche dei genitori che dovettero assistere impotenti al sequestro del figlio e spogliati della patria potestà. Edgardo fu portato a Roma davanti a Pio IX che, secondo la testimonianza dello stesso Edgardo, si presentò in qualità di padre adottivo. A Roma fu allevato dalla Chiesa e visse in San Pietro in Vincoli per anni, ma alla famiglia fu proibito di fargli visita per diverso tempo. Ma perché accadde tutto questo? Nell'agosto del 1851 una balia di nome Anna Morisi fu accolta in casa Mortara per avere un posto dove vivere e lavorare, prendendosi cura dei figli dei Mortara. La Morisi, all'epoca dei fatti, aveva circa 20 anni, cristiana cattolica, non sapeva leggere né scrivere ed era priva di qualsiasi conoscenza, come era normale per una giovane contadina all'epoca dei fatti. La Morisi dichiara che Edgardo aveva 1 anno e mezzo quando si ammalò e che le sue condizioni erano così gravi che lei decise, per salvargli l'anima,
di battezzarlo, di fare questo gesto estremo, temendo che il bambino, così vicino alla morte, finisse nel limbo, il girone dell'inferno in cui restavano le anime di quelle persone che non erano state battezzate. Le condizioni di Edgardo però migliorarono e la giovane decise così di tenere segreto il battesimo del piccolo, perché se i genitori lo avessero saputo l'avrebbero cacciata. All'epoca il sacramento del battesimo, anche se effettuato non da un funzionario della Chiesa ma da una semplice domestica, era comunque considerato come passaggio di stato irreversibile per chi, volente o nolente, lo avesse ricevuto. Così Edgardo, secondo la tesi papale, era diventato a tutti gli effetti un cristiano cattolico, sovrastando la volontà dei genitori, e che la confessione religiosa di famiglia fosse l'ebraismo. Anna Morisi non tenne il segreto solo per il timore di essere licenziata dai genitori di Edgardo, ma anche per ciò che la legge dello Stato Pontificio prevedeva in questi casi. Innanzitutto i cristiani non potevano lavorare per gli ebrei e neppure agli ebrei era concesso prendere servizio presso i cristiani. La Morisi quindi lavorava illegalmente dai Mortara, secondo la legge della Chiesa, ma cosa ancora più importante, per chiunque fosse di un'altra fede religiosa, compresa quella ebraica, era vietato crescere in qualunque caso dei cristiani. L'atto commesso da Anna Morisi si venne a conoscere a metà del 1857, quando un altro figlio dei Mortara si ammalò gravemente. Un'amica della Morisi le consigliò di battezzarlo prima che morisse, ma la donna, ricordando cosa era avvenuto con Edgardo, che era sopravvissuto, si rifiutò di farlo di nuovo, ma in questo modo aveva svelato il suo segreto. Padre Pier Felletti, capo inquisitore a Bologna, venne a conoscenza del fatto e dispose, con l'avvallo di Papa Pio IX, il sequestro del piccolo Edgardo. Anni dopo, nel 1860, Padre Felletti fu arrestato dalle guardie delle Regie Province dell'Emilia, un governo provvisorio, e in quell'occasione confessò che l'ordine era partito da Roma per proteggere il bambino, con la scusa che c'era il rischio che la famiglia di Edgardo, venendo a sapere del battesimo, decidesse di ucciderlo. Grazie a questa sua confessione Padre Felletti fu assolto, mentre la Chiesa giustificò il sequestro del bambino facendo riferimento ai precetti del Corpus Iuris Canonici del Quarto Concilio di Toledo del 633, che stabiliva il dovere della Chiesa di sottrarre alle famiglie non cristiane i bambini cosiddetti oblati, cioè offerti alla Chiesa in seguito al sacramento del battesimo, anche se avvenuto contro la volontà dei genitori. Una regola che fece molto discutere, fino a una bolla emanata da Clemente XIII nel 1765, in cui si vietava a chiunque non titolato di eseguire consacrazioni, minacciando ripercussioni per chi lo avesse fatto e ribadendo che quel tipo di battesimo sarebbe stato nullo, quindi non riconosciuto dalla Chiesa in nessun caso. Ma circa un secolo dopo, Papa Leone XII ripristinò l'editto, dando così il via a una catena di rapimenti di bambini, per lo più ebrei, che battezzati di nascosto venivano strappati alle loro famiglie. Non c'era bisogno nemmeno di una fonte certa o prove inconfutabili. Chiunque poteva semplicemente affermare che il battesimo fosse avvenuto anche per mano di un estraneo irraggiungibile che quindi non avrebbe potuto testimoniare, ma questo sarebbe stato sufficiente a innescare il sequestro. A Roma Pio IX si assunse in prima persona la responsabilità del rapimento, dicendo di considerare Edgardo ormai come un figlio. I genitori del piccolo si recarono a Roma ma senza ottenere nulla, se non riuscire a vedere il figlio ma solo dopo diverse settimane e alla presenza di un supervisore. Quelle che risultarono subito evidenti furono le violenze di natura psicologica, esistenziale e religiosa subite da questo bambino di 6 anni costretto a ripudiare le sue radici e la sua stessa famiglia che gli veniva presentata come indegna. In seguito a ripetute insistenze, la madre nell'ottobre del 1858 ottenne il permesso di rivedere per brevi istanti il figlio alla presenza di alcuni sacerdoti e in quell'occasione il piccolo riuscirà a dire alla mamma che la sera recitava ancora le preghiere del Pentateuco ebraico. Dopo quel fugace incontro, a Edgardo fu concesso di rivedere un familiare solo nel 1870, quando incontrò il fratello Riccardo, che era entrato a Roma con i bersaglieri, con la presa di Porta Pia. Ma Edgardo, quasi ventenne, era ormai cambiato, tanto che tentò, senza successo, di convertire alla fede cattolica anche i suoi parenti di religione ebraica.
Professor Giovannucci, è un momento un po' difficile anche spiegare. Peraltro in questo momento si stanno preparando, diciamo, le scenografie di un film appunto che sarà girato da Bellocchio per conto della RAI, proprio su questo avvenimento, questo, diciamo, sequestro di un bambino che oggi sarebbe inconcepibile, però all'epoca era possibile. Prego. Ma allora, questo è, diciamo, un episodio che mostra di fatto, come dire, la continuità attraverso il tempo di una forma di difficile rapporto della Chiesa cattolica con l'ebraismo. Naturalmente sul lungo periodo c'è una situazione di evidente discriminazione, no? Rispetto ai credenti ebrei. E da questo punto di vista c'è il contesto, per esempio, pontificio porta alla sopravvivenza del ghetto per gli ebrei fino al 1846, e anzi è proprio, se non erro, dopo la sua elezione è proprio Pio IX che diciamo chiude temporaneamente, almeno temporaneamente, il ghetto ebraico. E qui c'è il peso storico, il condizionamento storico di lunghissimo periodo dell'antigiudaismo cristiano e poi cattolico, cioè della diciamo, convinzione dei vertici delle chiese cristiane di fatto di considerare essenzialmente gli ebrei come aderenti a una religione che di fatto avevano sbagliato, non avevano riconosciuto in Cristo il Messia e lo avevano ucciso. E qui c'è quindi una lunghissima vicenda storica di antigiudaismo cristiano che è distinto in qualche modo dall'antisemitismo, no? Cioè da una discriminazione degli ebrei su base razziale, ma in qualche modo li vede, li tratta in modo discriminante e anche segregazionista entro certi limiti per lunga parte della storia europea. Poi la vicenda ci fa capire anche un'altra cosa, cioè che sostanzialmente, almeno secondo me, è indice anche di una cosa evidente, cioè della non capacità di Pio IX e anche dei suoi consiglieri di capire che siamo alla metà dell'Ottocento di fronte al giudizio non solo, come dire, della dottrina, ma anche dell'opinione pubblica. Questa è una vicenda che chiaramente l'opinione pubblica, diciamo, internazionale non vede bene, e qui non c'è assolutamente nessuna capacità da parte del Papa di tenerne conto in qualche modo, no? Quindi, al di là poi dell'intervento dell'Inquisizione, eccetera, che comunque è un intervento, come dire, tra virgolette scontato, nel senso che si tratta di una congregazione, siamo nello Stato Pontificio e quindi queste congregazioni, insomma, c'è questo governo in qualche modo ecclesiastico, che è uno degli elementi che ne segna anche, come dire, l'arretratezza dal punto di vista proprio statuale dello Stato Pontificio dell'Ottocento. Qui c'è proprio la difficoltà a capire dove va la cultura dell'epoca, insomma, lo spirito del tempo in qualche modo, ecco, da parte del Papa, secondo me. Questo mi sentirei di dire su questo caso. Certamente, vediamo il limite, ma siamo all'indomani della Santa Inquisizione. Chi riesce a fermare questo movimento all'interno della Chiesa che ha fatto milioni di morti, ricordiamo la Santa Inquisizione spagnola, ne parliamo almeno 300.000, ma un grande storico spagnolo, docente all'Università di Madrid, parla che la Santa Inquisizione dimezzò la popolazione spagnola, perché era diventato un meccanismo non contro gli ebrei, era diventato un meccanismo di sopraffazione contro alcuni, diciamo, meccanismi della società di allora, e si perpetrava.
Chi blocca la Santa Inquisizione è Napoleone e farà fatica a farlo. Chi blocca la Santa Inquisizione anche in Italia rimane sempre Napoleone. Io ho grandi simpatie per Napoleone, però diciamo che ha chiuso, o quantomeno ha tentato di chiudere, una vicenda che era improponibile. Io credo che Cristo si sia ribellato a un trattamento della propria religione fatto in quella maniera. Enrico Baruzzo, che cosa possiamo trarre da questo comportamento di un Papa infallibile e peraltro attualmente beato? La conclusione, quindi un intervento conclusivo dunque? No, abbiamo ancora un contributo, allora, per cui brevemente sul caso specifico di interpreta Mortara. quello che io l'ho chiesto appunto per poi proseguiremo. Quindi il riferimento A Mortara. Il riferimento a Mortara. Riferimento a Mortara, c'è l'aspetto da un lato chiaramente del rapporto problematico, come diceva prima il professor Giovannucci, del rapporto tra appunto il cristianesimo e l'ebraismo e la condizione di discriminazione in cui gli ebrei vivevano all'interno di quello che è uno stato confessionale, perché poi lo stato pontificio, no, in cui si realizza quello che abbiamo sentito è uno stato confessionale e non viene più capito all'interno di quello che è il contesto più ampio che si dà a livello europeo. Ecco allora la mobilitazione a cui si faceva riferimento prima. Qui entra, per così dire, in maniera evidente quello lì che è un problema, il problema di conciliare quello che è il diritto naturale con quello che è il diritto canonico. E la difficoltà a un certo momento di poter chiaramente tenere insieme questi due aspetti, con il rischio chiaramente di arrivare anche a ledere quello lì che è un aspetto fondamentale, quello della dignità umana. Adesso sì, stiamo volando però su un pianeta un po' complesso, sì. Ma io mi domando, c'è qualcosa di cristiano in quello che è stato fatto? Perché il diritto canonico rappresenta il passaggio... i Vangeli e quello che i principi che ha detto Cristo, per cui è morto, oppure è stata un'interpretazione un po' personalistica e eccessivamente, diciamo... Diciamo che quello che si realizza nel caso Mortara è un po' una sorta di cortocircuito. La Chiesa che è prigioniera di quello che è una impostazione che la organizza. Era stato amministrato un battesimo in maniera illecita, però comunque un sacramento che aveva dunque una sua validità. Certo. E quindi c'è una storia secolare di cura dei membri della comunità cristiana. Allora c'è chiaramente però il porsi del problema del rapporto tra il figlio e quelli che sono i suoi genitori naturali. In questo caso, no? Con il prevalere di che cosa? Di quella che è una paternità spirituale a discapito di quella che è una genitorialità biologica. Certo. Ecco allora che qui si innesca appunto, per certi aspetti la Chiesa è un po' prigioniera di quelle che sono delle logiche che la organizzano, no? Anche il non possumus che a un certo momento Pio IX esclama in ordine appunto alla richiesta della restituzione, e denuncia che cosa? Che c'è l'impegno da parte dell'autorità ecclesiastica di curare quelli che sono i propri fedeli, e nella visione dell'epoca il bambino era entrato in questa comunità dei fedeli, significava quindi una restituzione, in un certo qual modo smentire se stessi. Ecco allora la problematicità della vicenda, e soprattutto la difficoltà poi anche di oramai essere compresi da un mondo che procede in una direzione che è completamente diversa. Bene, allora vediamo ancora un secondo contributo. C'era Patrizia Zanella che voleva... Sul caso Mortara c'è un dettaglio che andrebbe ricordato.
che sia il suo segretario di Stato Antonelli, ma anche l'Austria e la Francia avevano implorato il Papa a reagire per la restituzione alla famiglia, ma qui abbiamo un Pio IX che dimostra la sua intransigenza. Ricordiamo anche che, come è stato detto, non solo abolisce il ghetto, ma anche permette agli ebrei, il Papa permette agli ebrei di edificare, di vendere della merce fuori nella città di Roma, al di là del ghetto. Per far capire come si può modificare che questa mentalità, lo schema, il diritto canonico che allora non c'era, perché ricordiamo anche questo, mancavano, il Papa agiva solo sulla base di quello che era il sacramento battesimale. Tanto per far capire che se allora Pio IX si comporta in questa maniera, Pio XII nel 45 fa il contrario, fa battezzare dei bambini ebrei per farli sfuggire alla cattura dei nazisti e poi li restituisce alle famiglie. Questo è un dettaglio che fa capire come la mentalità poteva essere anche diversa. Io credo che la legge, diciamo, divina deve adeguarsi alle scritture. Se è contraria alle scritture, allora non è diritto, a parte che il diritto canonico lo completerà, lo farà Gasparri successivamente, nel secolo successivo, assieme a Pacelli, faranno una grande opera di ristrutturazione dove ci sia veramente il concetto del diritto, perché appunto il Papa poteva fare quello che voleva ed era addirittura infallibile. Allora stiamo parlando di una divinità, cioè di Dio supremo. E io interpreto le sue parole in questa maniera? Questa è la mia domanda. E non è che all'epoca aveva quella mentalità, perché precedentemente era una cosa normale sottrarre i figli alle popolazioni di qualsiasi religione, bastava battezzarli e si portavano via. Poi cosa ne facessero? Questa è un'altra domanda, ma non è questo l'oggetto della trasmissione. Andiamo all'ultimo contributo da Mortara alla beatificazione di Pio IX. Pio IX, da Edgardo Mortara alla beatificazione. Tanta fu l'emozione che suscitò il disumano caso Mortara in tutto il mondo dopo il 1858 che personaggi politici italiani ed esteri, testate giornalistiche internazionali, comunità religiose protestarono contro il Papa sulla vicenda di Edgardo Mortara, chiedendone la restituzione alla sua legittima famiglia. Il caso sollevò indignazione perfino negli Stati Uniti, dove il New York Times espresse sdegno e dissenso con vari articoli. Camillo Benso, conte di Cavour, già dichiaratamente anticlericale, rese la storia uno dei suoi cavalli di battaglia contro Pio IX. Il fatto sollevò pari indignazione nei palazzi dei sovrani europei, protestò sia l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe che quello di Francia Napoleone III. Nulla sembrava essere in grado di convincere della nefasta azione Pio IX, che replicò con un intervento accorato ma perentorio. Non possumus, disse, ovvero non possiamo. A sequestro consolidato, il bambino Edgardo iniziò la sua nuova vita sotto il diktat di Pio IX, a cui impose il suo nome. Infatti, dopo il rapimento, Edgardo fu ribattezzato una seconda volta con il nome appunto di Pio. Il perché Pio IX decise di somministrare un secondo battesimo, la Chiesa mantiene il silenzio. Ciò è inspiegabile perché, secondo il diritto canonico, è assolutamente vietato battezzare un bambino 2 volte. Questo significa che non c'era prova del già avvenuto battesimo, peraltro causa dell'avvenuto sequestro. La ragazza Anna Morisi, d'origine contarina, che dichiarava di averlo battezzato, allora era meno che 20enne, non sapeva leggere né scrivere, né tantomeno era in grado di pronunciare le parole di rito, né in italiano, tantomeno in latino. Perciò si aggiunsero smentite sulla testimonianza di Anna Morisi, che finì vittima delle minacce clericali. La giovane non sapeva nemmeno precisamente quanti anni aveva e, non sapendo leggere e scrivere, il capo dell'Inquisizione le aveva insegnato a fare uno sgorbio, fatto passare poi quale firma, così che potesse avvalorare le dichiarazioni trascritte dal prelato.
Con tale espediente la Morisi avvalorò tutte dichiarazioni scritte dal clero, pur essendo la Morisi inconsapevole di ciò che firmava e delle conseguenze che avrebbe provocato. Nonostante il clamore internazionale, le pressioni politiche e la persistente lotta della famiglia, durata decenni, la posizione di Papa Pio IX, autoproclamatosi l'infallibile, in merito alla restituzione del bambino non mutò. Il Papa fece di Edgardo il suo figlio, illegittimamente adottivo, esibendolo in varie manifestazioni ufficiali, e in tutte queste occasioni il piccolo Edgardo fu vittima di gravi umiliazioni. A riferirlo è stata Elena Mortara, pronipote di Edgardo, in una intervista nella quale spiega come Edgardo fosse arrivato a una sorta di autopunizione che derivava dalle sevizie che subiva come giusta ammenda per le sofferenze che lui stesso avrebbe arrecato al Papa, e che quindi per questo doveva ritenersi colpevole e pentirsi. Edgardo fu manipolato durante la sua permanenza alla corte papale, dove avrebbe avuto imposizioni sia religiose che esistenziali, vuoi fisiche che psichiche. Gli fu inculcato che la sua famiglia era indegna di crescerlo, tanto più che suo padre, mai convertito, era ancora responsabile della crocifissione di Cristo e che solo il battesimo poteva alleviare in parte la colpa ereditata dai suoi avi. Il comportamento di Pio IX era dettato da un antisemitismo radicato da sempre nella dottrina cristiana e in particolare nell'ambiente romano. Il caso di Edgardo Mortara non era l'unico, era uguale a quello di tanti altri bambini ebrei sequestrati e che rappresentavano la manifesta lotta per la conversione delle piccole minoranze ebraiche accusate, dopo quasi 2000 anni, di essere ancora responsabili dell'uccisione di Cristo. A dimostrazione del rancore persecutorio di Pio IX, al suo rientro nella Santa Sede dopo l'esilio a Gaeta, tra le prime decisioni che prese ci fu il ripristino del ghetto ebraico di Roma. Ci furono molti casi analoghi a quello di Edgardo, tra cui quello della bambina ebrea Esther Montel, che gli uomini dell'Inquisizione tentarono di rapire già nel 1840, prima quindi del caso Mortara, sulla base delle dichiarazioni di una donna che affermava di aver battezzato la bambina. I genitori si opposero, la famiglia della piccola era di origine ebraica ma francese e fu salvata grazie all'intervento dell'ambasciata francese che ne evitò il rapimento. Per Edgardo invece non ci fu nulla da fare, dovette crescere nell'ambiente ecclesiastico che lo condizionò totalmente al punto da indurre il bambino a credere che il Papa Pio IX fosse il vero e legittimo genitore. Nel 1867 abbandonò definitivamente il nome proprio e assunse quello di Pio Maria in onore del pontefice. Quando nel 1870 il padre Salomone lo incontrò e gli chiese di seguirlo a Firenze, il giovane si rifiutò, respingendolo in malo modo. Pio IX, dopo la presa di Porta Pia, il 20 settembre 1870, consigliò a Edgardo, ormai 28enne ed entrato in seminario, di allontanarsi da Roma. Raggiunse così Bressanone e poi la Francia, dove nel 1873 fu ordinato prete. Viaggiò in Europa e anche negli Stati Uniti, con grande imbarazzo della Chiesa cattolica americana. Da adulto poi ristabilì i contatti anche con la famiglia d'origine. Morirà in Belgio nel 1940 alla vigilia dell'invasione nazista del paese che probabilmente, se fosse stato ancora in vita, lo avrebbe costretto a riscoprire tragicamente la sua origine ebraica. Il tempo passa e la memoria estingue i fatti, per cui il 3 settembre del 2000 Pio IX viene proclamato beato dal Papa Santo Giovanni Paolo II. Dopo un percorso durato 140 anni, sperando nell'obliterazione della memoria dei suoi misfatti, come quel 28 novembre 1868 è il giorno in cui per l'ultima volta nello Stato Pontificio furono giustiziati gli ultimi due condannati a morte, si chiamavano Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti. Con Porta Pia finiscono le esecuzioni che avevano da oltre 1000 anni caratterizzato il diritto cattolico. A battersi per la santificazione di Pio IX è Monsignor Liberati, che si reca a Lourdes nel 1999 e con un atto di fede ricatta la Madonna, a cui dice: ricordati, o madre, che Pio IX ti ha proclamata immacolata davanti al mondo e allora tu devi impegnarti a farlo proclamare santo. E così fece San Giovanni Paolo II alle soglie del terzo millennio. Ecco, ormai siamo arrivati alla fine della trasmissione, per cui chiedo a voi una rapida conclusione perché abbiamo pochi minuti. Quindi Enrico Baruzzo, sulla questione Pio IX o su quello che lei vuole intervenire.
È un pontificato molto lungo, come dicevamo, è un pontificato che attraversa un cambiamento radicale per la vicenda della Chiesa, la perdita del potere temporale, e soprattutto ci troviamo di fronte però alla proclamazione di quel dogma dell'infallibilità, l'affermazione dell'infallibilità pontificia, che consegna poi un primato indiscusso alla figura papale, che si consoliderà poi nei decenni successivi e condizionerà anche in maniera pesante quelli che sono i rapporti tra quello che è il centro romano e quella che poi è la periferia, quelle che sono le periferie della Chiesa, le realtà diocesane, no? È un pontificato segnato da elementi problematici, il caso Mortara ne è un esempio, che dice come la Chiesa viva veramente con grande sofferenza quello che è il rapporto con la modernità. È una Chiesa che non dialoga, ma è una Chiesa che condanna, e in questo senso si trova in una condizione di grande difficoltà, però paradossalmente sarà proprio anche questo rivendicare con forza un'alterità che la rende a un certo momento anche, che le consegna l'inimicizia, ecco, del mondo in cui è inserita, che garantirà anche poi un elemento di rinnovata forza anche alla Chiesa nel corso poi dei decenni successivi. Grazie. Professor Zanella. La figura di Pio IX è controversa sul piano cosiddetto della beatificazione. Ricordiamo che fu Pio X nel 1907 a aprire il processo. Gli altri papi bypassarono un po' questo iter. Paolo VI fu addirittura freddo verso questo ritorno di attenzione. E solo Giovanni Paolo II lo ha elevato a questo onore, ma fra lui e Pio XII sono due figure che per motivi della questione ebraica suscitano sempre discordia e difficoltà anche a livello di questa consacrazione, ma che rimane una competenza all'interno della Chiesa. Piuttosto va ricordato di Pio IX un fatto, quello di aver vissuto quasi 20 anni, dal 1860 fino alla sua morte, un trentennio in isolamento, perché quando c'è la presa di Porta Pia lui si considera prigioniero nel Vaticano, ma è anche un isolamento internazionale e c'è anche un isolamento dei cattolici nella vita politica, sociale dell'Italia e dell'Europa con quel non expedit. Sono tutte scelte che peseranno. Va ricordato comunque che nella sua buona fede fu un Papa che volle amare la Chiesa, volle servire la Chiesa con tutti questi limiti. Certo. Professor Giovannucci, dulcis in fondo, brevemente una conclusione. Allora, io mi limito alla questione della beatificazione. La questione della beatificazione, di Pio IX è stata molto discussa. Non è un caso che sia stato Giovanni Paolo II a riprenderla in mano, sia in qualche modo, mettendola in qualche modo a bilanciare la beatificazione di Giovanni XIII, Papa, tra virgolette, Giovanni XIII considerato, tra virgolette, progressista, e qui dall'altra parte Pio IX un conservatore, sia per il fatto che Giovanni Paolo II non è italiano. Per la storia italiana Pio IX ha avuto un ruolo obiettivamente deleterio. La questione romana certamente è in parte responsabilità anche del neonato Stato italiano, ma sicuramente la Chiesa non si è mossa benissimo in questa vicenda. Ecco. Quindi non è sorprendente che il successore di Pio IX, cioè Leone XIII, non abbia immediatamente preso in mano la causa di beatificazione. Teniamo presente peraltro che recentemente quasi tutti i pontefici recenti, insomma i pontefici del Novecento, sono stati tutti o beatificati o canonizzati. E qui c'è anche una tendenza profonda della Chiesa, anche recente, insomma, in qualche modo a
a canonizzare la funzione pontificia in quanto tale, insomma, e in qualche modo a canonizzare se stessa in ultima analisi. E ultimo postilla, visto che stiamo in una trasmissione televisiva, probabilmente avete osservato che ci sono dei contributi, passavano sia delle immagini dipinte ma anche delle fotografie. Se non sbaglio, Pio IX è il primo pontefice di cui abbiamo delle immagini fotografiche, anche molto efficaci, no? Cioè quelle immagini un po' corrucciate, insomma, che può essere utilizzata molto, molto efficacemente. Quindi non ci dimentichiamo che Pio IX è anche, diciamo, molto rappresentato e in qualche modo è oggetto in vita di culto, di fatto, in un certo senso, no? Il movimento ultramontanista di fatto ha messo in atto degli atti di venerazione per il Papa, no? Certo. Il vice Dio, quando il Papa pensa è Dio, cioè quando il Papa medita è Dio che pensa in lui, insomma queste, come dire, queste esaltazioni ultramontaniste del Papa sono episodi che vengono definiti di papolatria vera e propria, cioè di vera e propria venerazione per il pontefice, insomma. Quindi personaggio comunque complesso, contestato, e comunque bisogna sempre in qualche modo contestualizzare anche, ecco. Certo, grazie. Ricordiamo che Papa Wojtyła ne fece anche lui fece qualche inciampo, beatificò appunto Pio IX e vediamo che abbiamo sorvolato su molte altre cose che sono successe all'epoca, ma beatifica anche il cardinale Stepinac, che è praticamente il braccio destro di Ante Pavelic, che naturalmente ha ereditato quel genocidio fatto ai cristiani ortodossi di circa 1 milione e che però è molto discusso, tant'è che quando lo porterà alla beatificazione e poi si recherà in Grecia, il Pope greco dice: lei qui non è desiderato perché non può beatificare un personaggio di questo orrido, di questo genere. Quindi la Chiesa bisogna che entri maggiormente in quello che è la realtà dei nostri tempi e soprattutto quello che io osservo nella Chiesa è il continuo adattamento all'evoluzione dei tempi, mentre la Chiesa aveva il compito e l'ha assunto fin dall'inizio di essere all'avanguardia dei tempi. Cristo era oltre quello che era la situazione socio-economica all'epoca di Roma, e quindi era un rivoluzionario. E invece la Chiesa, lo vediamo in Pio IX e lo vediamo in Papa Wojtyła, che adesso è santo, che si adeguano a un'evoluzione socio-economica della società e non impongono invece quello che è il detto fondamentale: fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Ecco, se tornasse verso questa direzione, io naturalmente non è un consiglio, ma credo che sia una analisi storica, perché la storia poi deve insegnare. Allora potremmo capire meglio che la Chiesa deve prendere coraggio, molto più coraggio, anche in questa guerra che sta succedendo, perché sennò diventa anche questa un simbolo di una crociata, vuoi da una parte e vuoi dall'altra. E invece i due, diciamo, importanti protagonisti di ambedue le fedi, quella protestante, quella ortodossa e quella cristiana romana, si devono unire e devono essere loro i protagonisti della pace, perché abbiamo ammazzato la pace. Grazie. Certo, grazie agli ospiti che sono stati con noi, il professor Enrico Baruzzo in studio, in collegamento il professor Pierluigi Giovannucci e il professor Patrizio Zanella con noi qua in studio. Grazie a tutti per averci accompagnato e spiegato, raccontato un po' quella che è una figura sicuramente molto complessa della storia della religione nel nostro Paese. Grazie ancora per essere stati con noi, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, auguro a tutti quanti voi una buona notte, ci vediamo venerdì prossimo alle 21 con TV7 Match.